Finalmente Paolo, eccoci qua, ci siamo sentiti al telefono, ci siamo visti alla premiazione di Lugano, quella bella premiazione dove erano tutti invitati gli chef che avevano già la stella Michelin, che chiaramente tutti potevano avere. Vabbè, tu eri stato invitato perché chiaramente hai preso la stella, quindi sì, te lo potevi un po' aspettare, però ad esempio quelli che hanno preso 2 stelle, che non furono pochi in quell'occasione, chiaramente fu una grande sorpresa perché erano tutti invitati praticamente a Lugano, quindi vi ringraziamo anche per l'ospitalità nei vari alberghi di buona categoria appunto di Lugano, perché furono alcune giornate anche di education per approfondire e poi 2020, stiamo parlando di fine febbraio, era il 20-23 penso di febbraio, poi dopo qualche giorno poi si è un po' fermato tutto e questo è anche il motivo che ci ritroviamo qui dopo 3 anni, Paolo. Dopo quasi 3 anni, intanto ben arrivato. Bene. Sì, sono passati 3 anni. Esatto. Quindi parlaci un po' del tuo curriculum vitae, perché chiaramente non è che prendi la stella così, ecco, quindi è chiaro che bisogna avere fatto qualche esperienza. Tu che sei tra l'altro bellunese della provincia. Esatto. Campolongo di Cadore, che è ai confini adesso con il Friuli. Però stai sempre in Veneto, non sei passato al Friuli come Sappada. No, esatto. Siamo ancora veneti, bellunesi. Sappada appunto da qualche anno è passata al Friuli. Quindi montagna, sono di nuovo tornato in montagna, passando da diverse location, quindi il mentore, forse quello che mi ha, diciamo, ha aperto gli occhi su una cucina, Massimo Bottura. Bottura è venuto, no, è passato il Badus Palace, era con Laura, appunto si fece